Oggi abbiamo il piacere di intervistare l'assessore allo sport del Comune di Udine per questa bellissima iniziativa del nuovo bandierone dei tifosi dell'Udinese. L'occasione per rinsaldare il legame con la città e anche con i tifosi. Sì, un legame che devo dire è sempre stato molto denso e molto intenso, e questa iniziativa che porta il nome dell'Arlef in collaborazione con AUC ci rende tutti molto orgogliosi, da tifosi, da cittadini di Udine e da friulani. È un bandierone rinnovato che, come è stato spiegato dal presidente dell'AUC, porta in sé delle simbologie che mettono insieme tutti quelli che sono i valori della nostra comunità, della comunità friulana. Dall'onestà alla caparbietà, alla voglia di tenersi vicini, tenere vicino anche chi è in giro per il mondo, e di friulani in giro per il mondo ne abbiamo tantissimi. E anche l'occasione di ricordare una volta di più la serietà del tifo bianconero in ogni occasione, e anche che Udine ospita sempre eventi molto importanti. Sì, è vero, noi siamo comunque gente di pace, gente pacifica e gente che sa mettere nel contesto sportivo i valori giusti. Lo sport è uno strumento di trasmissione di valori incredibile, forse senza uguali, ma dipende che cosa ci mettiamo dentro. Udine, il Friuli, la nostra terra è in grado di trasmettere i valori di cui abbiamo parlato prima, e di questo possiamo solo che andarne fieri. Per questo ci sentiamo di aprire le braccia a tutti gli eventi sportivi che possano trasmettere questo genere di valori. Proprio per l'importanza di imparare i valori, significativa anche la presenza di tanti giovani che vengono ogni 15 giorni allo stadio a seguire la squadra del cuore. Questo è fondamentale, perché avere per i ragazzi e le ragazze oggi un sogno da inseguire, un esempio davanti, è assolutamente a livello motivazionale importantissimo. Quindi chi si siede al loro fianco, chi scende in campo, chi crea il contesto sportivo deve ricordarsi sempre di questo, perché i ragazzi costruiscono la loro identità attraverso lo specchio che noi gli forniamo. Pertanto lo stadio è uno di quegli ambienti fondamentali in cui un ragazzo e una ragazza oggi possono trovare delle risposte alle 1000 domande che i bambini e gli adolescenti si fanno. Non è da sottovalutare.